Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Maria Ausiliatrice esprime con i segni della sua materna regalità l'intercessione verso i suoi figli, soprattutto quando sono in pericolo e in difficoltà. Don Bosco, con i ragazzi dell'oratorio, ha sempre sperimentato il potente aiuto di Maria. A lei è ricorso con fiducia in ogni necessità, educando i giovani a riferirsi a lei per ogni bisogno spirituale e materiale. Nel mese di agosto del 1854 a Torino si manifestò il colera. Don Bosco, fin dal mese di maggio, aveva detto ai giovani: «Voi state tranquilli. Se farete quanto vi dico, sarete salvi da quel flagello». «Che cosa dobbiamo fare?» gli avevano chiesto i giovani. «Prima di tutto vivere in grazia di Dio, portare al collo una medaglia di Maria Santissima, che io benedirò e darò a ciascuno. E a questo fine recitare ogni giorno un Padre Nostro, un'Ave Maria, un Gloria al Padre con la preghiera di San Luigi e la giaculatoria da ogni male liberaci, o Signore». Poi Don Bosco spiegò loro quanto fosse caritatevole impegnarsi per le vittime del colera, anche a rischio personale. Finì chiedendo volontari tra loro perché aiutassero in quell'opera di misericordia. Il risultato fu che più di 40 dei suoi ragazzi si offrirono volontari. Furono rapidamente istruiti sui loro compiti e subito si misero al lavoro nelle condizioni più difficili che si potesse immaginare. Furono divisi in 4 gruppi e con diversi compiti: aiutare nei lazzaretti, soccorrere le vittime nelle loro case, cercare le persone che erano state abbandonate dai loro parenti, e un ultimo gruppo era di turno all'oratorio, aspettando il loro prossimo intervento. Don Bosco era un grande esempio per tutti loro, con la sua instancabile dedizione ai malati e ai moribondi. Ma i ragazzi dovevano comunque superare una grande ripugnanza nell'affrontare le vittime dell'epidemia. I casi di colera aumentavano di giorno in giorno. In 3 giorni superarono i 1400. La regione più afflitta fu quella di Valdocco, dove si trovava appunto l'oratorio. E mentre molte famiglie furono interamente distrutte, dei giovani e del personale dell'oratorio nessuno fu contagiato. Questo andò avanti per oltre 2 mesi e lasciò i ragazzi completamente esausti, ma alla fine il peggio dell'epidemia di colera passò. E proprio come aveva promesso Don Bosco, grazie alla protezione della Vergine Santissima, nessuno dei ragazzi prese la malattia. Don Bosco ha potuto fare questo perché era un uomo di grande fede e con ogni cura formava i ragazzi al sentire e al vivere cristiano, raccomandando la frequenza ai sacramenti, insinuando la pratica delle virtù con adatte compagnie, promuovendo tra i giovani l'apostolato della carità concreta e operosa, confidando nell'aiuto di Maria Santissima. Impegno. Facciamo un gesto concreto di servizio e di carità verso chi ne ha bisogno. O Maria Ausiliatrice, come il nostro padre Don Bosco fece con i ragazzi dell'oratorio di Valdocco con occasione del colera, anche noi, in un mondo colpito dall'epidemia del coronavirus, vogliamo, come famiglia salesiana, esprimere il nostro filiale affidamento al tuo cuore di madre. Consola gli ammalati e le loro famiglie. Sostiene i medici e gli operatori sanitari. Aiuta tutti i membri della società e i governanti. Accogli tutti coloro che sono morti a causa di questa epidemia. Soprattutto rinnova in ciascuno di noi, nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie, la fede nel tuo Figlio Gesù, morto e risorto. E facendo nostre le parole di Don Bosco, ti diciamo: O Maria, Vergine potente,
Tu, grande e illustre presidio della Chiesa, tu, aiuto meraviglioso dei cristiani, tu, terribile come esercito schierato a battaglia. Tu sola hai distrutto ogni eresia in tutto il mondo. Tu nelle angustie, nelle lotte, nelle strettezze, difendici dal nemico e nell'ora della morte accogli l'anima nostra in paradiso. Amen.